Un saluto a tutti e un caloroso benvenuto a questa nuova rubrica ideata, creata e curata da quello che è l'unico movimento politico friulanista che prende il nome di Aquile dal Friuli. Noi di Aquile facciamo politica in Friuli, facciamo politica per il Friuli, facciamo politica per un territorio che con i suoi abitanti si estende dal fiume Livenza al fiume Timavo e dalla Carnia al mare Adriatico. Questa nostra nuova rubrica è una cosa essenziale per noi, è un aspetto essenziale per intanto farci conoscere, è un aspetto essenziale per spiegarvi quelle che saranno le nostre iniziative da qui e in futuro. È essenziale per spiegare quelle che sono ancora le tante problematiche di questo nostro territorio ed è essenziale perché noi di Aquile possiamo dare quelle che sono le nostre proposte per la risoluzione di queste problematiche. Già molte ne abbiamo di risoluzioni, ma sicuramente non ci faremo scrupolo di invitare di volta in volta alla nostra trasmissione esperti per poter parlare ogni volta di argomenti diversi. Questa rubrica per noi è essenziale anche per poterci confrontare con amministratori locali, con gente normalissima ed è essenziale anche per poter parlare di cultura, che non fa mai male, e delle nostre tradizioni. Prima di concludere, permettetemi un ringraziamento a Telepordenone che ci mette a disposizione questo spazio per noi importantissimo e che altro dirvi se non buona visione, buon divertimento da Michele Tomasella, segretario di Aquile dal Friuli. Benvenuti a tutti, un ringraziamento al segretario del Movimento Aquile del Friuli, Michele Tomasella. Mi presento cari amici e sono Adriana e vi accompagnerò durante questo appuntamento settimanale dal titolo Aquile Libere. Questa rubrica andrà in onda su questa emittente tutti i martedì sera subito dopo il TG serale. Il movimento Aquile del Friuli promuove questa rubrica e assieme ad alcuni ospiti affronterà tematiche e contenuti di natura culturale, politica e di attualità della nostra regione e non solo. Vi invito pertanto a seguirci numerosi e perché no a dare suggerimenti e spunti, opinioni direttamente all'indirizzo di posta elettronica che è aquilelibere@gmail.com. Bene cari amici, questa sera insieme a noi è venuto a trovarci Andrea Pasi, che è referente di Aquile del Friuli per Pordenone e Friuli Occidentale, che ci racconterà un po' di abitazioni, giusto? Grazie Adriana, sì, Prego. diciamo che io parlerò sostanzialmente delle tradizioni popolari del Friuli Venezia Giulia e di tutto ciò che richiama insomma la storia e la cultura della nostra regione. E secondo me è giusto che tutti i friulani, essendo appunto abitanti di questa bellissima terra, sappiano e conoscano ciò che è la loro storia. E diciamo che il Friuli, trovandosi in una terra di mezzo della cosiddetta Mitteleuropa, non può essere che essere stata influenzata dalle tre grandi culture del Friuli, che sono quella latina, slava e germanica. E nel corso dei millenni appunto questa convergenza di culture ha fatto sì che si determinasse quella che oggi possiamo chiamare cultura friulana. Affronterò vari temi, diciamo che la cultura consta di vari temi, abbiamo la vita sociale, la vita quotidiana, quindi la cultura, il modo di vivere, le abitazioni, insomma. Parlando proprio di abitazioni, parlando di case, di architetture, le abitazioni di un tempo erano sostanzialmente rurali e legate alle esigenze di coloro che ci abitavano, sostanzialmente dei contadini, e le case di un tempo erano edificate con i materiali autoctoni di tipo assolutamente naturale, quindi abbiamo le pietre, la legna e assolutamente i sassi. E il tipico agglomerato urbano che possiamo vedere anche tutt'oggi nei vari paesi del nostro Friuli sono costituiti da case addossate l'une all'altre, e diciamo un po' per una tra virgolette solidarietà di tipo architettonico, ma anche questo addossamento aveva una sua funzionalità, nel senso anche per evitare, soprattutto nei mesi invernali, di disperdere il calore. E
all'interno appunto delle abitazioni l'elemento che accomunava tutte queste abitazioni era sicuramente la cucina, il cosiddetto fogolar. La cucina aveva sostanzialmente due funzionalità, la funzionalità tipica appunto quella di cucinare, ma aveva anche una funzione sociale all'interno della famiglia. E diciamo che i pasti erano preparati con materiali abbastanza elementari, però venivano combinati di volta in volta in maniera diversa. I pasti rispetto ad oggi erano consumati in tempi anticipati, proprio per andare incontro alle esigenze dei lavoratori della terra. E collegato ai pasti abbiamo appunto le sagre paesane, che erano, diciamo, una delle poche occasioni che avevano le persone Momento di aggregazione, di rango povero, no? di aggregazione, certo. Esattamente. E quindi era anche un'occasione per insomma divertirsi, erano un po' un alibi, insomma, per divertirsi e trovare un po' di ristoro rispetto, insomma, alla vita magra che avevano. Un momento ludico, diciamo. Direi di sì. Bene Andrea, così visto che parliamo di tradizioni, usi e costumi, così una chicca, un proverbio tipico friulano, allora, ti viene in mente? Di proverbi ce ne sono tantissimi, se ne possono trovare in giro. Veloce. Uno che secondo me è molto bello è si può perdonare ma no dismenteà. Questo secondo me è abbastanza significativo. Bene, un ringraziamento a Andrea Pasi, referente per Pordenone Friuli Occidentale di Aquile del Friul. Ci vediamo presto alla prossima puntata. Grazie, Andrea. Mandi. Grazie. Anche questa sera siete in compagnia di Aquile Libere, la rubrica promossa del movimento Aquile del Friul. È venuto a trovarci questa sera il segretario Michele Tomasella, che ci parlerà un po' del movimento, come un movimento identitario. Spiegaci meglio questo termine, identitario, che cosa si differenzia il movimento Aquile del Friul rispetto ad altri movimenti friulanisti? Intanto Adriana, ciao a te e ti faccio i miei complimenti per la prima uscita, so che hai avuto un successone, questo anche grazie alla tua presenza. Questa è una trasmissione che si chiama Aquile Libere, è una trasmissione ideata, creata e curata dal movimento autonomista Aquile dal Friul. E già questa è una rappresentazione molto importante, perché noi di Aquile vogliamo fare le cose veramente molto sul serio. Il Friuli è una regione autonoma, ce ne sono altre in giro per lo stivale e ognuna di queste ha una sua rappresentanza politica fermamente autonoma e autonomista. E perché il Friuli non deve averne una anche lui? Chi siamo noi per non avere un movimento autonomo e friulista che rappresenti in toto questa regione? Non esisteva, l'abbiamo creato noi. Tutt'oggi non esiste, abbiamo numerosi movimenti, qualcuno culturale, qualcuno che cerca l'appoggio della destra, della sinistra o del centro italiano, invece noi ci appoggiamo a questo che vedi qui, quest'aquila, vedi? Quest'aquila qui, noi ci appoggiamo solamente a questa, giallo-blu, e vogliamo fare le cose sul serio. Abbiamo iniziato a farci conoscere qualche mese or sono, prima delle elezioni regionali. Siamo usciti con i nostri banchetti per farci conoscere, per raccogliere anche le sottoscrizioni, le firme per poter partecipare alle elezioni regionali. E in ultimo abbiamo creato questa rubrica dove vogliamo appunto non solo presentarci, perché ormai la gente ci conosce, siamo invitati ovunque, a convegni, in televisione e quant'altro, ma per spiegare che cosa noi facciamo e cosa vogliamo fare. Cosa vogliamo proporre per il futuro di questa terra. Ed ecco che ci ritroviamo qui quindi con tanti bravi ragazzi e ragazze, anzi ragazze e ragazzi, meglio dire così, e cerchiamo di fare qualcosa di positivo. Presenterò io anche, diciamo, nelle prossime uscite alcuni spezzoni di quelli che sono stati e che è stato il nostro programma e continua ad esserlo, naturalmente con molte integrazioni e miglioramenti, perché no, per far capire a voi a casa, alle persone, insomma, quello che noi siamo e quello che noi proponiamo per questa terra, molto importante per noi.
Ecco segretario, appunto ricordiamo allora anche ai nostri amici che ci seguono da casa che possono tranquillamente dare anche suggerimenti al movimento, Assolutamente, no? sì. Spunti, perché no, segnalazioni anche di situazioni o di criticità che si possono riscontrare sul nostro territorio regionale. Per tale motivo vi invito appunto amici a segnalare le vostre appunto idee direttamente via mail a aquilelibere@gmail.com oppure visitare anche il nostro sito, perché potranno essere poi trasmessi e comunque replicati tutti i contenuti che voi adesso state visualizzando sul sito direttamente del sito, che è aquiledelfriul.org. Bene, grazie Michele, grazie della tua presenza e siamo sempre pronti e attivi per cercare di seminare quanti più consensi possibili. Anche perché soprattutto questo movimento ha bisogno dell'intervento, delle segnalazioni di chi abita e chi lavora, chi vive in questa terra, perché il nostro movimento nasce per cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze delle persone che vivono in questo territorio, al di là di tutto quello che c'è all'esterno di questa regione. Assolutamente. Ben ritrovati amici, e qui con noi questa sera Cristian Fior, referente per il Friuli Collinare del Movimento Aquile dal Friul. Buonasera Cristian, Buonasera. Ben arrivato. Grazie. E Cristian, vieni definito il poeta operaio, perché ovviamente tu sei un poeta e diciamo hai questa preparazione culturale, diciamo, con il filone della poesia. Che cosa ci puoi raccontare della poesia nella nostra regione? Come è vissuta la poesia in Friuli? La poesia in Friuli è vissuta un po' male, perché diciamo che è messa da parte, non viene valorizzata come dovrebbe essere. In altri paesi, come nell'est, viene molto valorizzata. Io, per farmi conoscere, devo girare Roma, Milano, Torino. Lì la poesia è sentita un po' di più. Qua via in zona è sentita poco, anche se ci sono un paio di editori bravi. Ne abbiamo uno bravo a Pordenone che cerca di fare emergere la poesia, però purtroppo non viene seguita dal popolo friulano, anche se in Friuli la maggior parte della gente vive con la poesia, perché certo. ce la sentiamo dentro. Certo. Ovviamente fa parte della nostra cultura, è anche una delle fondamenta della nostra cultura italiana, giustamente, la poesia. Ma visto che appunto parliamo di poesia, visto che comunque sei un poeta, che ne dici di, non so, leggerci una tua poesia o comunque un pezzo per poter allietare i nostri amici telespettatori? Mi farebbe piacere. Prego, Cristian. Allora, vorrei dire ancora una cosa. Le mie poesie trattano la maggior parte di sentimento, poco di, diciamo, ambiente esterno come alberi, fiumi, è più sentimentale, amore, odio, sentimenti proprio che sono dentro di noi. Adesso leggo questa poesia qua che si intitola Passi. Tu sei sempre 4 passi più avanti di me, ma sei sempre la persona più vicina che ho nel momento che mi sento solo. Sei il mio tramonto la sera, ma sei anche la mia ombra in un giorno di sole. Beh, direi che è fenomenale, Cristian. Sì, rispecchia il friulano, perché il friulano di solito è un tipo, non è rozzo, è chiuso in sé, per cui magari manda sempre avanti di solito la moglie e lui sta dietro. Un po' timido, direi. Riservato. Non timido, un po' forte. Un po' riservato. Un po' riservato, sì. Comunque la poesia è l'anima che ognuno di noi ha dentro. Io ho un difetto, mi hanno detto qualche autore, compreso Mogol 2 mesi fa, che io le scrivo nella mia lingua, il friulano è la mia lingua e la penso nella mia lingua. Allora quando le traduco in dialetto italiano c'è un po' di contrasto fra i due argomenti. Certe parole perdono il significato per loro, però acquistano per me. Assolutamente. Bene Cristian, avremo modo comunque di ascoltare altri tuoi pezzi, altre tue poesie nelle prossime puntate. Grazie di essere stato con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti voi. Buonasera.